E allora intanto benvenuto a Conegliano per questa giornata che ha un po' un sapore un pochino triste, ma insomma con questa gente, Certo, e con questa raccolta speriamo di movimentare il tutto, no? speriamo. È bello che comunque la pallacanestro viva anche di queste cose, perché è bello soprattutto poi che l'ambiente giovanile abbia risposto, e direi che la palestra insomma lo dice. Beh, è un evento carino, no? Cioè, io sono tornato dopo un po' di tempo che non vedevo rappresentative regionali, anche perché stiamo partendo ora, fra un paio di giorni esattamente, con la rimodulazione del progetto che va dai 5 ai 19 anni. E così volevo rendermi conto un attimo di com'è, cioè due regioni importanti come quelle che sono qui presenti oggi, volevo capire un attimo com'era la situazione, qual era il livello e che cosa bisogna fare per riuscire a migliorare questa attività di formazione dei giovani e delle giovani, perché ne abbiamo veramente bisogno. È chiaro che qui ci sono dei ragazzi e delle ragazze che hanno perso un paio d'anni, i famosi anni del Covid, e io vedo che alcuni aspetti fisici rispetto a quelli che ero abituato a vedere lo dimostrano. Vedo poco controllo del corpo, molti palloni persi. Sì, insomma, ecco, speriamo che si riesca a recuperare lavorando. Se noi andiamo a guardare i risultati delle nostre rappresentative nazionali, soprattutto quelle femminili che adesso stanno giocando, sono di grandissimo livello. È palese che poi non riusciamo a esprimere la stessa qualità nel mondo delle senior con le nostre rappresentative nazionali, però insomma io confido che l'ondata che sta arrivando e l'attività del nostro Andrea Capobianco riporti. Adesso abbiamo una nazionale bella, mi piace molto, molto giovane, che ha molto futuro davanti. Penso che riusciremo ad avere delle soddisfazioni. È un'occasione importante, le partite secondo me fanno un po' da corollario, fanno un po' da vita, danno un po' di vita a una situazione che è importante. Lei ha detto prima che è una manifestazione, una giornata particolare. Io penso che queste dovrebbero essere giornate non particolari, ma giornate standard, se mi è permesso questo termine, proprio per fare in modo che la pallacanestro e lo sport in questo caso siano aderenti alla realtà, e nella realtà ci sono anche queste situazioni che Federico sta vivendo, che stiamo vivendo tutti, chi lo conosce di più e chi ovviamente come me ammetto di conoscerlo meno perché non ho la frequentazione di questi territori, però la particolarità dovrebbe essere nel rendere normalità eventi di questo tipo e questi momenti proprio di solidarietà e vicinanza, per far vedere che siamo tutti insieme, non chiamati, come dire, a una dunata per un momento per poi dimenticare una settimana dopo quello che è tutta la realtà. Come sta andando il settore giovanile, in questo caso quello che parlerete poi questa sera nella tavola rotonda? Dipende come vogliamo leggere, da dove vogliamo cominciare a leggere il giornale, il libro, il quaderno, come preferite, cioè o dall'inizio o dalla fine. Va abbastanza bene, sicuramente c'è stato come posso dire, un rilancio a livello femminile in termini di numeri, di adesioni, soprattutto ovviamente nelle fasce piccole. Stiamo portando avanti questo progetto Academy, girando proprio i territori, a testimonianza che è proprio il territorio il cuore di tutto quello che viene fatto, e devo dire che ci sono fisici, ci sono ragazze interessanti, in alcune zone un po' più ricche, in altre zone un po' meno ricche, però c'è partecipazione. Finalmente posso dire che dopo un po' di anni sì, si sta muovendo. L'importante adesso è consolidare questo movimento, renderlo proprio il più fluido possibile e cercare di approfittarne perché faccia da traino. Capisco che il lavoro non mancherà, quindi. No, il lavoro non manca, ma l'augurio è sia per me sia per chi ci sarà dopo, ovviamente di me, che questo lavoro ci sia, perché vorrà dire che queste ragazze sono in campo, si divertono, hanno degli obiettivi e dei valori da perseguire, e quello che è particolare per loro, se riusciamo anche
a educarle su questo piano diventa consuetudine. La voglia di pallacanestro fortunatamente è ancora tanta, abbiamo tanti atleti, soprattutto le annate 15, 14 e 13 che vale la pena visionare, molti prospetti fisici, molti talenti e riuscire a gestire tutto il patrimonio cestistico dei ragazzi non è facile, ma è una cosa che ci prefissiamo di fare con grande attenzione e rigore perché vogliamo far sentire la federazione vicina a ciascun ragazzo e mettere ciascun ragazzo nella possibilità di giocarsi tutte le proprie chance e le proprie opportunità. E quindi per quanto possibile insomma cerchiamo di rimboccarci le maniche e di far sentire la nostra presenza nel territorio. I ragazzi rispondono bene, sono bravi, partecipano con continuità alle convocazioni, stanno facendo un bel percorso di crescita. È ovvio che qualcuno ci sfugge, però insomma le opportunità devono e dovranno essere sempre più per poter mettersi in luce e poter fare più passi possibili nel mondo della pallaspicchi. I numeri sono eloquenti, fortunatamente abbiamo ancora il privilegio di essere tra le regioni più popolose dal punto di vista del movimento cestistico. Ovvio abbiamo delle difficoltà oggettive che sono soprattutto strutturali, in senso che le nostre strutture sono povere e antiquate e quindi ci sarebbe ovviamente necessità di un rinnovo edilizio e poi stiamo vivendo ovviamente le crisi dal punto di vista burocratico, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista logistico che stanno un po' coinvolgendo tutto il mondo dello sport, non solo anche amministrativo e economico, però i ragazzi hanno voglia, ecco, l'importante è che ci sia sempre questo fuoco acceso verso la pallacanestro, verso il nostro sport e una passione che non deve mai spegnersi e su questa passione dobbiamo cavalcare e dobbiamo cercare di tirare fuori sempre il meglio dai nostri ragazzi. Ogni volta che si parla di pallacanestro si fa del bene alla pallacanestro, nel bene e nel male, quindi più occasioni ci possono essere, sicuramente più creiamo contorno, cornice e diamo opportunità alla pallacanestro di farsi visibile e farsi pubblicità. E per giunta ogni opportunità che creiamo è un'opportunità che diamo ai nostri ragazzi e per loro è un'emozione nuova. Io immagino i cuori di questi ragazzi che palpitano perché è la prima uscita ufficiale che fanno con una maglia diversa da quella delle loro società e sicuramente è un'emozione che segna e come tutte le emozioni creano ricordo e creano apprendimento. Quindi è un'ottima occasione, prendiamo la palla al balzo per stringerci attorno a Fede, però è anche un'ottima occasione che va ripetuta il più possibile proprio per il bene del movimento. Ma guarda, io personalmente credo di sì, nel senso che io ti parlo per quanto riguarda la Regione Veneto e quest'anno è il mio primo anno vero e proprio da RTD, ho iniziato a girare un po' per le società. Tolto chiaramente le grandi società, quindi Reyer, Schio, San Martino di Lupari che hanno una tradizione, un lavoro che fanno da anni, io sto girando un po' nelle piccole società, sono stata a Ponzano, sono stata ad Alpo, sono stata a San Donà, io vengo da Rovigo, quindi insomma credo che anche le piccole e medie società stiano lavorando tanto e stiano lavorando bene. Dopo è chiaro che fare tanta qualità non è sempre semplice, però con l'annata 2009 abbiamo vinto il Fabbri, quindi io credo che da un punto di vista di lavoro, di settore giovanile stiamo facendo quasi il massimo di quello che si può fare. Dopo è chiaro che si può sempre fare meglio, si deve investire sulla qualità degli allenatori e sulla formazione degli allenatori, questo è fondamentale, perché comunque le ragazze e la qualità fisica e tecnica c'è. Quindi dobbiamo assolutamente crescere e migliorare noi come staff tecnici e come allenatori. Chiudo con una curiosità, sbaglio o da tre, dalla lunga distanza si tira con molta più, io vengo dai tempi vecchi forse, però con molta più tranquillità e serenità adesso? Sì, allora si tira, no, sì, sicuramente, forse rispetto ai tuoi tempi sì, questo per noi è un tallone abbastanza d'Achille, nel senso che in realtà anche come settore squadre nazionali, insomma, si cerca veramente di incentivare le ragazze, perché poi le ragazze rispetto ai ragazzi magari fanno ancora più fatica perché pensano di avere meno forza, però si cerca di incentivare a guardarlo, guardare il tiro se c'è. Perché poi da un punto di vista internazionale è così,
cioè quando vai a giocare contro altre squadre europee, le ragazzine di questa età se hanno spazio tirano, e quindi noi dobbiamo allenarci a difendere quelle situazioni lì e allenarci a crearle, perché dobbiamo arrivare a questo, insomma. Se sono libero devo tirare e poi devo iniziare anche a far canestro. La qualità degli allenatori è fondamentale in questo settore, ma non solo in questo settore. Certo, sì, no, la qualità degli allenatori è importante, e sicuramente a livello di settore squadre nazionali nel territorio stiamo facendo un buon lavoro, lo facciamo per gradi, attraverso tornei, ma soprattutto attraverso un'attività che è settimanale quasi, con delle selezioni provinciali e anche regionali. È un lavoro che sta dando i suoi frutti un po' a detta di tutti, mi pare che il movimento sia con favore visto. No, sicuramente si vede per chi assiste agli allenamenti, per chi ha la possibilità di verificare sul campo quello che c'è, si nota una grande evoluzione e una crescita da parte di tutti. Abbiamo due realtà, quella trevigiana, quella veneta e quella friulana, quella che non scherzano, non hanno mai scherzato sotto questo sport. No, infatti, comunque sono tutte e due delle buone realtà, anche oggi abbiamo visto delle buone performance e anche delle buone fisicità oltre che capacità tecniche. Una giornata particolare, questo insieme per Fede era importante stringersi, no? È una giornata particolare, la sento anche personalmente in modo particolare, perché l'ho avuto come giocatore e anche come allenatore, come avversario, quindi è una persona speciale alla quale tengo particolarmente. Sono contento che ci siano state tante iniziative, una è questa di oggi, ma ce ne sono tante altre in corso, e questa dimostrazione di affetto dimostra sicuramente che è una persona speciale, a quale purtroppo non ha avuto fortuna. Ecco. Siamo in chiusura di questa giornata, particolarmente toccante soprattutto l'arrivo in palestra di Fede. È stata una giornata che immagino ricorderai e ricorderanno quelli che erano qui al palazzetto di Conegliano. Cosa trai da questa giornata? Trago che un ragazzo che ha seminato amore e passione per il basket e rispetto per le persone sta raccogliendo, se non altro dal punto di vista emotivo, un grande ritorno, perché le persone che lo hanno conosciuto e lo hanno apprezzato in campo, da giocatore prima e da allenatore dopo, per tutta Italia sono presenti e gli stanno tributando quello che merita. E come dici tu, toccante la giornata, toccante tutto, ma credo che sia il minimo che potevamo fare per lui, se lo merita, è dovuto, e credo che anche per i nostri ragazzi e ragazze debba essere un motivo di riflessione, perché tutto questo aiuta a crescere, per cui l'unica cosa che posso dire è la difficoltà tempra, aiuta a crescere. Questi sono esempi anche di forza che Federico ci sta trasferendo anche adesso, e non è poco. Lo sport unisce, la pallacanestro unisce, e credo che questa giornata ne sia la dimostrazione. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a far sì che questa giornata possa essere stata quello che è stato. Quindi tanta roba. Grazie a voi. Fate i bravi, divertitevi.